corteo pro-Palestina a Roma, organizzato per commemorare l'anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, si è trasformato in una giornata segnata da tensioni e violenze. L'evento, non autorizzato dalla questura, ha visto la partecipazione di migliaia di manifestanti, molti dei quali inizialmente pacifici. Tuttavia gli scontri sono esplosi quando gruppi di manifestanti hanno tentato di forzare i blocchi delle forze dell'ordine. La situazione è degenerata rapidamente, portando a violenti confronti con la polizia, che ha utilizzato idranti e gas lacrimogeni per disperdere la folla. Gli scontri più intensi sono avvenuti in piazza Ostiense, dove il corteo, che aveva iniziato con slogan contro la politica israeliana e leader internazionali come Benjamin Netanyahu, Joe Biden e Giorgia Meloni, è degenerato quando un gruppo di manifestanti incappucciati ha lanciato bottiglie, bombe carta e un palo della segnaletica contro gli agenti. Le forze dell'ordine, già massicciamente presenti per garantire la sicurezza, hanno risposto con idranti e lacrimogeni, innescando una guerriglia urbana durata diversi minuti. Il bilancio finale degli scontri è stato pesante. 34 feriti, tra cui 30 agenti delle forze dell'ordine e una giovane manifestante. 4 persone sono state fermate e le autorità hanno emesso 40 fogli di via nei confronti di manifestanti provenienti da diverse città italiane. L'evento ha messo in evidenza la difficoltà nel mantenere l'ordine pubblico in contesti così delicati. Un elemento chiave degli scontri è stata la conferma della presenza di infiltrati violenti all'interno della manifestazione. Secondo fonti del Viminale, questi individui, spesso legati a gruppi estremisti, hanno contribuito all'escalation di violenza. Gli infiltrati, incappucciati e separatisti dal corteo principale, hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine e danneggiato le infrastrutture pubbliche, alterando così il carattere originario della manifestazione. Questo era un rischio già previsto dai servizi di sicurezza, che avevano allertato la questura sulla possibilità di infiltrazioni. Nonostante i numerosi controlli preventivi che hanno coinvolto oltre 1.600 persone con posti di blocco alle principali stazioni ferroviarie e autostradali, i violenti sono riusciti a entrare nel corteo, generando un'escalation che ha trasformato la manifestazione in uno scenario di scontri. La presenza di bandiere di Hezbollah, l'organizzazione sciita libanese considerata terroristica da vari paesi, ha ulteriormente acceso le polemiche. Alcuni manifestanti sventolavano la bandiera gialla di Hezbollah con un fucile stilizzato, attirando critiche da parte delle forze politiche. Numerosi politici italiani hanno condannato la presenza di questi simboli. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha definito inaccettabile il sostegno a Hezbollah durante una manifestazione in Italia, mentre Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, ha parlato di sostegno al terrorismo. Anche Pina Picerno, eurodeputata del PD, ha espresso indignazione per gli slogan antisemiti intonati durante il corteo, criticando come tali episodi distorcano il messaggio di solidarietà verso il popolo palestinese. Il premier Giorgia Meloni ha espresso la sua piena solidarietà alle forze dell'ordine, condannando le violenze contro gli agenti. Meloni ha descritto gli scontri come atti di aggressione inaccettabili, lodando il lavoro del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e delle forze di polizia che hanno gestito la situazione con professionalità, nonostante la gravità degli eventi. Piantedosi, da parte sua, ha espresso apprezzamento per il lavoro della polizia, sottolineando l'equilibrio dimostrato nel fronteggiare una situazione così complessa. Il corteo pro-Palestina aveva l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sul dramma vissuto dai civili palestinesi, ma l'infiltrazione di gruppi estremisti e l'escalation di violenza hanno distorto il significato dell'evento. Gli slogan contro Netanyahu, Biden e Meloni, definiti assassini insieme alle richieste di fermare la vendita di armi a Israele, hanno contribuito a infiammare il dibattito politico con accuse di antisemitismo e radicalismo. Le forze di polizia hanno espresso amarezza per la situazione. La Federazione Sindacale di Polizia FSP ha duramente criticato l'accaduto, sottolineando come la violenza sia stata premeditata da gruppi di facinorosi che hanno deliberatamente disobbedito alle autorità, causando disordini e ferendo gravemente decine di agenti.
Il segretario generale della FSP, Walter Mazzetti, ha definito gli scontri una vergogna senza fine, chiedendo alle istituzioni di intervenire per prevenire future azioni violente durante manifestazioni pubbliche. Il 4 ottobre 2024 i carabinieri di Crotone hanno arrestato 10 persone accusate di reati legati all''ndrangheta, tra cui associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso. L'operazione, condotta su mandato del Tribunale di Catanzaro e sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato a 8 arresti in carcere e 2 domiciliari. Le indagini, che si sono sviluppate attraverso intercettazioni e pedinamenti, hanno rivelato l'operatività della cosca Tallarico di Casabona, coinvolta in attività criminali come il traffico di droga e il controllo di vendite all'asta. In particolare le indagini hanno evidenziato il legame tra la cosca e l'attuale sindaco di Casabona, che avrebbe ottenuto voti in cambio della promessa di commesse comunali per lavori edilizi. Anche un assessore comunale è stato coinvolto, accusato di favorire la cosca nelle sue attività imprenditoriali. Durante l'operazione sono state eseguite perquisizioni a carico degli arrestati. Le indagini hanno messo in luce l'infiltrazione dell''ndrangheta nel sistema politico e imprenditoriale locale, confermando la sua pericolosa influenza sul territorio. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni di origine egiziana residente nella provincia di Bergamo con l'accusa di apologia di reati con finalità di terrorismo. L'indagine, coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalle Digos di Brescia e Bergamo, è iniziata a settembre dopo segnalazioni dell'AISE, rivelando il forte attivismo del giovane sui social media, dove inneggiava all'Islamic State IS e alla Jihad islamica. Il giovane diffondeva contenuti radicalizzati che esaltavano la violenza, il martirio e l'odio antisemita. Condivideva immagini e video di propaganda dell'IS, inclusi messaggi celebrativi dell'11 settembre, e pubblicava foto in cui imbracciava armi da fuoco e proiettili. Le sue attività hanno mostrato una progressiva radicalizzazione con piani violenti che includevano attacchi contro i cristiani, in particolare contro una chiesa di Bergamo. Tra i suoi messaggi il giovane prefigurava un conflitto futuro tra musulmani, cristiani ed ebrei. Le indagini hanno rivelato che il 22enne non agiva da solo, ma collaborava con altri individui con cui condivideva idee e progetti comuni. Le autorità hanno anche perquisito e sequestrato dispositivi di 2 suoi connazionali. Questo arresto rappresenta un importante successo investigativo, frutto della collaborazione tra le forze di sicurezza e le agenzie di intelligence italiane nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo CASA. Il 3 ottobre 2024 la Polizia di Stato ha eseguito 60 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di affiliati a gruppi camorristici nell'area orientale di Napoli e in comuni limitrofi, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati, legati alle famiglie De Micco, De Martino e al clan De Luca Bossa, sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, tentato omicidio, estorsione, furti e ricettazione. L'indagine, condotta tra il 2021 e il 2022, ha rivelato la gestione del narcotraffico e di attività estorsive, incluso il racket degli alloggi popolari e il controllo della pulizia dei complessi abitativi. I clan gestivano il traffico di cocaina, crack, marijuana e hashish con laboratori per la produzione e distribuzione della droga. Sono stati sequestrati circa 200 kg di stupefacenti e diverse armi, comprese da guerra e ordigni esplosivi. L'indagine ha anche documentato numerosi omicidi e scontri tra clan rivali con atti dinamitardi a Ponticelli. Il gruppo criminale gestiva il cavallo di ritorno, estorcendo denaro alle vittime di furti di auto e moto. Infine, i provenienti del sodalizio sono stati in parte ricostruiti grazie al sequestro di documenti contabili che riportavano gli introiti delle piazze di spaccio e delle attività illecite connesse agli alloggi popolari. Il 29 settembre 2024 i carabinieri di Gonzaga, con il supporto di diverse unità specializzate, hanno condotto una vasta operazione di perquisizione a Monteggiana, in un'area dove si tenevano rave party illegali da circa un anno.
Durante l'operazione sono stati identificati circa 300 partecipanti e recuperati quasi 600 grammi di varie droghe, tra cui chetamina, ecstasy, LSD, funghi allucinogeni, marijuana, hashish e cocaina, abbandonati dai partecipanti o nascosti in cespugli. Un uomo di 48 anni di Bologna è stato arrestato in flagranza per il possesso di 30 grammi di funghi allucinogeni e dopo una perquisizione a casa sua sono stati trovati altri 100 grammi di funghi e strumenti per il confezionamento. Anche il suo coinquilino tunisino, trovato con 12 dosi di cocaina, è stato arrestato. Entrambi sono stati condotti al carcere Dozza di Bologna. L'organizzatore del rave, un 26enne mantovano, è stato denunciato per spaccio e multato per circa 30.000 euro per la presenza di lavoratori in nero e violazioni di sicurezza alimentare. Nell'area sono state sequestrate droghe e attrezzature contraffatte, inclusa una pistola priva di tappo rosso. I carabinieri hanno disposto il sequestro preventivo dell'area per evitare futuri eventi illegali.